Due parole su come si organizza un evento di questo tipo. Con grande passione innanzitutto. Io continuo a dirlo, è stata una follia, nel senso che siamo riusciti, come si suol dire, a buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché dal punto di vista organizzativo abbiamo dovuto sostenere, per avere qui 3.200 giovani da tutto il Veneto, più di 70 pullman, quindi solamente dal punto di vista logistico per gli spostamenti, ma per garantire una corretta programmazione di tutte le attività, grazie soprattutto ai nostri collaboratori, gli insegnanti, docenti, non docenti, che veramente sono andati ben oltre al loro compito. Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Ma io credo che tutto lo sport sia formativo quando ha di fronte a sé il rispetto delle regole, il rispetto di una disciplina e il rispetto dell'avversario. Ogni competizione, che io vedo sempre con favore, mette ciascun competitore prima di tutto nell'affrontare i propri limiti, e questo serve ai ragazzi perché la vita sarà piena di limiti da superare. Lo sport è una piccola palestra, la scuola è una grande palestra. La Banca Popolare di Verona è storicamente una banca vicina al territorio, vicina ai ragazzi, vicina a tutte le manifestazioni dove ci sono i giovani, e questa volta non volevamo e non potevamo mancare.